La cappella della Madonna del Rosario fu costruita da un artista svizzero. Melchior Widmar fu chiamato in santuario per realizzare 2 grandi tele tuttora esposte, l'Adorazione di Gesù e la Circoncisione di Gesù. Chiese e ottenne di essere sepolto nel santuario lui e i suoi discendenti, come accade tuttora. Realizzò questa cappella a sue spese ed è una delle 2 strutture che hanno subito pochi danni nel terremoto e sono rimaste sostanzialmente intatte, come si può vedere dagli stucchi e dagli affreschi della volta. La statua che si vede fu scolpita nel 1939 al posto di una precedente ed ha proprio la realizzazione di quale potenza abbia la preghiera del Rosario. Il santuario nella sua veste attuale, ricostruito dopo il terremoto del 1976. Per decorarlo fu chiamato soprattutto un artista friulano, Arrigo Poz. Il mosaico che vedete alle mie spalle e che percorre tutta la larghezza della chiesa rappresenta il cosmo. Le rotondità sono i pianeti. Al centro vi è una cometa che passa velocissima. Quella cometa rappresenta il Figlio di Dio Gesù, che è da prima del tempo e che percorre il tempo. Vedete che inizia con una scia di colore blu e dopo si concretizza con una scia bianca, esattamente centrata con l'altare, e rappresenta proprio l'Eucaristia. Uno dei quadri più importanti esposti in questo santuario fu dipinto dal Benedetto Carpaccio nel 1541 e rappresenta l'adorazione del nome di Gesù. I personaggi raffigurati sono da sinistra a destra Giovanni il Battista, poi c'è San Francesco d'Assisi, San Bernardino da Siena che porta nella chiesa tutta la devozione al nome di Gesù e poi ancora San Paolo rappresentato con la spada in mano. Arrigo Poz preparò anche il disegno di questo rosone, una vetrata che raffigura il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi. Potete vedere al centro Fratello Sole, sulla destra Sorella Luna e le stelle, e poi ancora l'aere, il nubilo, e poi sotto Frate Fuoco per lo quale enallumini la notte. È una visione veramente moderna, quella di San Francesco d'Assisi, perché prima gli uomini, in particolare i contadini del suo tempo, vedevano quasi come una maledizione la grande fatica del lavorare la terra. E invece, se si sa di avere Dio per padre, allora si apprezza anche la bellezza della natura. L'architetto che realizzò la ricostruzione del santuario dopo il terremoto cercò di rendere anche plasticamente la forza distruttrice in modo che le persone non dimenticassero l'evento. Se guardiamo il tetto del Tempio, vediamo tutta una serie di capriate parallele fra loro, simmetriche, ben disposte. E invece la zona che sovrasta il presbiterio è tutto fuorché armonica e regolare. Rappresenta lo squarcio che è stato prodotto dal terremoto nella chiesa e naturalmente anche nel Friuli.